quanta gente! La casa di Giulietta! La casa di Giulietta è visitabile, è un luogo dove vengono milioni di persone. Insomma, fatto sta che questa è l'unica casa del 2-300 che è rimasta intatta ed è stata restaurata nel 1930 circa. Ma non basta, c'è di più di là. Questa è la parte storica della casa, meglio conservata, e qui l'ambiente è stato arredato con un letto e con i costumi che usò Zeffirelli nel film del 1968. E su questo letto sembra quasi di sentire Giulietta e la sua nutrice che discutono. Sono qua! Sono qua! Sono qua! Sono qua! Personaggi e interpreti di questa arbitraria ricostruzione. Zoe nella parte della post-adolescente Giulietta, Susie nella parte comico-arteriosclerotica della nutrice e un ignaro e attonito turista canadese costretto a vestire i panni di Romeo. Giulietta! Sono qui! Nutrice, cara nutrice. Oh, mamma mia, fammi riposare. C'è un traffico, un caldo, c'è tutti i turisti per strada, tutti i turisti qua sotto. Veramente. Bene. Ma cosa ha detto Romeo? Ma ha detto Romeo, Romeo, ma tu, Giulietta? Ma dimmi le notizie, cosa ha detto? Cosa ha detto? Le mie povere ossa stanche, lo sai che ho le ginocchia che non le sento più. Vorrei che tu avessi le mie ossa e che io avessi le tue notizie, dimmelo! Cosa ha detto? Bella questa cosa di Shakespeare, è veramente bella, no? Veramente bella. Nutrice, cosa ha detto? Mi sposa o no? Giulietta! Ah, Romeo, io sono andata a trovarlo e lui mi ha detto che veniva subito! Sì, sotto il balcone! Appuntamento sotto il balcone! Un'ora fa? O forse anche 2. Giulietta è arrivata in ritardo, ma voi affrettatevi e guardate il prossimo video.